Segretario, CISL è a Giobbe Orienta, una serie di incontri con i giovani. Quali sono i temi che raccontate e che portate in questo contesto? Quelli della transizione tecnologica, quindi l'intelligenza artificiale, ma soprattutto quello che interessa a noi e credo anche ai giovani, si tratta della transizione generazionale, cioè come trasferire le competenze che sono state il modello di sviluppo del Nord-Est ai giovani per proseguire quel modello di sviluppo. Noi pensiamo che non ci possa essere solo una transizione tecnologica che è figlia della tecnica, ma deve essere una transizione umanistica, quindi dobbiamo tenere insieme le due transizioni e quindi i giovani hanno bisogno di capire qual è la storia di questo nostro territorio che è diventato un modello per tutto il mondo. E forse anche capire il ruolo del lavoratore in questa transizione umanistica, al centro del mondo del lavoro e dell'impiego. Assolutamente sì, infatti noi crediamo che il lavoro debba rimanere un lavoro umano e non solo quindi tecnologico, ma è scritto nella Costituzione del nostro Paese, il lavoro per l'elevazione morale, materiale e spirituale.